Scatman's World. Siamo a Silverstone, ragazzi, adesso due tappe molto sfavorevoli, Silverstone e Hockenheim. Purtroppo 12° tempo in griglia e Rosberg si è preso la pole position queste due gare. Spero l'obiettivo è non perdere troppi punti da Rosberg, almeno se proprio devo andare giù, almeno andare sui meno 30 massimo, cioè siamo ancora in parità. Vai, raga, andiamo al Gran Premio di Silverstone. L'obiettivo è non perdere troppi punti in queste due gare dal porco di Rosberg. Vai. Dai ragazzi, proviamoci. Vai, come mamma mia, ho rischiato un po', ma ce l'ho fatta. Buttati a sandwich. Bravo Kuma, siamo terzi. Non so come, ma siamo terzi. C'è solo Rosberg davanti, c'è solo Nicolino, che per la terza volta siamo a parità di punti classifica. È una cosa incredibile, è un mondiale devastante, bellissimo, tipico come indiano, pazzi, incidenti, speronamenti. È questo che vuole la gente, un po' di divertimento. Anche c'è Nicolino Rosberg da superare. Proviamoci come. Questa è una gara sfavorevole, ma devo cercare di andare al meglio possibile. Sta curva secondo me interpretarla, secondo me è andato, la cosa è abbastanza ufficiale, ma cioè arrivare ai secondi comunque metterei la firma, ragazzi, metterei assolutissimamente la firma. Abbiamo Vettel dietro, Hamilton, Ricciardo e tutti gli altri. Sicuro che dobbiamo fare tenere a tutti i costi la seconda posizione. Tanto Rosberg se ne va, purtroppo Rosberg è incredibile, le vince tutte. Anche se mi ricordo Silverstone sono arrivato terzo l'anno scorso, con Bianchi secondo nell'inferno, diluvio e di tutto. Adesso mi ricordo, è stata una gara che alla fine mi ha dato parecchi punti. Invece Hockenheim nel primo ritiro, l'unico ritiro della carriera finora. Solo che non può avere un problema Rosberg, però cioè, Rosberg non può avere problemi. Comunque nessun ritiro per il momento. Gara molto diversa da quella silverstoniana dell'anno scorso. Dai Rosberg, ritirati che è la troiona di tua mamma. Dai, avevamo ancora un vantaggio leggerissimo su Vettel, ma che ci permette ancora di non rischiare sorpassi. Ok, sta curva così la prendo, è il massimo che posso fare. Vai come, porca puttanona. Spero Rosberg veramente è andato in fuga, eh. Rosberg veramente è in fuga, già 7 secondi. Cioè, d'altronde ho provato a abbassare il livello, ho fatto una gara veloce con il livello esperto, cioè no, come si chiama, professionista, che è quello più basso di esperto. E là al contrario, vinco troppo tranquillo. Quello è il problema, che non c'è un livello per me in via di mezzo tra l'esperto e il professionista, preferisco soffrire di più. Vabbè. Pazienza. Il Cume ai box, guadagni una posizione. Non può avere un problema quel porco di Rosberg, no, niente. Siamo là. Ancora non abbiamo rischiato sorpassi troppo pesanti, però è chiaro che con un errorino perdiamo un sacco di posizioni, A questo livello proprio Silverstone non ha minimamente possibilità di recuperare terreno da chi mi sta davanti, cioè. Però il problema è che
che è esperto invece vinco facile, cioè a professionista vinco facile. Non chiedetemi il perché, è strano, però è così. Noi vogliamo il ritiro di Rosbeef. Me perdo un secondo di mezzo, cioè 2 secondi a giro perdo. Usa il DRS per aumentare la velocità quando hai la possibilità di Sorpasso di Vettel ma contro sorpasso Comendiano. Sono sempre più vicino a sti stronzi. E taglio curva, taglio di sta minchia proprio. Giro record di Rosberg, 3 secondi a giro, mamma mia. Per carità è vero che le Mercedes sono fenomenali, però... Cioè, in realtà purtroppo è stato così, che prendiamo 3 secondi a giro quasi. Però nel gioco, cazzo. Meno male che c'ho Vettel dietro, che tiene un po' dietro Hamilton. Però Rosberg, ragazzi, è una macchina da guerra. Ed è campione in carica che ha vinto nella carriera come indiana primo anno, ha vinto Nicoli, no? Vediamo se anche il Comendone riesce a entrare nell'Albo d'Oro Comendiano. Dovrebbe essere una logica conseguenza, se l'Albo d'Oro è Comendiano, il Comendone non può non entrare. Prossimo giro vado anche ai box. Speriamo di tenere anche il secondo posto, cazzo, almeno perdo pochi punti, poi vabbè in Germania, in Gran Premio anche di casa, per la Mercedes e per Rosberg saranno cazzi, eh? Avevo una distanza di sicurezza di 5 decimi, sì, lasciamo perdere, è incommentabile. Le gare sfavorevoli qua a questo livello di difficoltà sono abbastanza incommentabili. Spero non devono passare presto Silverstone e Hockenheim, che in realtà hanno ripeto sono arrivato terzo, ma non sono riuscito a superare la Marussia sotto un diluvio devastante. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Mamma mia, qua ho rischiato di andare anche a sbattere. Alla fine del giro, ripeto, rientra alla fine del Va giro. bene. Brutto, brutto, brutto. Dai ragazzi, dai. Però secondo me avevano quasi tutte i box in questo giro. Sai che forse ritardo. Forse ritardo, cazzo. Mi conviene. Prova a ritardare. E se no non ce la faccio con il traffico, è sicuro che mi supera qualcuno. Dai che andiamo ai box ragazzi, andiamo ai box. Box, box, box. E vediamo un po', carburante, basso. Faccio perdere Alonso il terreno e godo. Sì, stronzo. Adesso vediamo se riusciamo a mantenere la seconda posizione. Vai veloci. Evitato il traffico, grande. Siamo terzi, secondi. Ti prego, come esci veloce, esci veloce. Dai cazzo, vediamo se la tattica funziona. Sono là, sono là. Sì. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. E siamo secondi, cazzo. Grandissimi i box, grandissima strategia comendiana, almeno questo. Alle tue spalle deve limitare il consumo di Adesso dobbiamo solamente tenere la posizione e non è semplice. Ragazzi, manca un giro e mezzo ormai. Attenzione Gigi, attenzione Gigi. Contro sorpasso comendiano. Adesso sarà durissima, fino all'ultimo giro sarà tesissimo. Gara super difensiva, ma arrivare secondi in una gara sfavorevolissima come Silverstone per me sarebbe un sogno. Perdo pochi punti da Rosberg, che però porca puttana Rosberg va a vincere. Attenzione a Gigi perché è furioso, Gigi è furioso. Vai,
Rosbif, ritirati adesso, brutto stronzo. Rosbif è pronto a vincere il Gran Premio di Silverstone, ennesima vittoria per lui. Il Come si sta piazzando tanto, più 2 vittorie. Devo lasciarlo superare qua. Mamma mia, ho tenuto la posizione con le unghie e con i denti. Mamma mia, c'è tanta bagarre dietro. Guarda che bagarre tra le Red Bull, cazzo. Ancora Hamilton, ragazzi, ancora Gigi. Va a vincere Nicolino Rosbif intanto. No, Kuma, ste robe. Quante volte in qualifica ho sbagliato sta curva. Vabbè, noi decidiamo dove stiamo, dura qua, stiamo di qua. Dai, andiamo a vincerla, cioè andiamo a arrivare secondi, ti prego. Intanto Hülkenberg che ne approfitta e supera tutti. Cioè, boh, Hülkenberg dal nulla è arrivato e ha superato tutte le Red Bull e la Mercedes. Non ho parole. No, per guardare. Non ci credo, mi ha superato anche a me. No, sono un cazzone. Hülkenberg dopato, ha superato 4 vetture, è arrivato secondo. Ottimo terzo posto, congratulazioni. Qua ho perso tanti punti pesanti, siamo a meno 10. Hai mantenuto la tua posizione in classifica piloti. Non ho parole. Non ho parole, cosa ho buttato via? No, fiori. Per guardare le macchine dietro. Ragazzi, silenzio stampa come indiano, errore clamoroso, clamoroso. Ma Hülkenberg si è fatto in 3 curve, ha preso 4 monoposto, raga. Un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.